Mi piace raccontare quello che vedo qui del nostro territorio, che è meraviglioso e che spero che si mantenga tale finché c'è la possibilità. Un traguardo importante anche perché diciamo che è una vita di lavoro, però non mi ha stancato affatto, anzi ricomincerei da nuovo. Si ricorda la prima mostra, com'è stata? La prima mostra è stato un dramma, la prima mostra mi tremavano le gambe, diciamo, però piano piano sono riuscito ad arrivare a 100 mostre e questo è un traguardo importantissimo. 100 mostre ti danno anche la possibilità di non emozionarti più di tanto, però porti sempre qualcosa di nuovo e questo ti fa piacere e questo ti dà impulso per andare avanti. Un grande valore di un artista che rappresenta e trasmette i suoi umori, la sua vista, la sua voglia di fare, le proprie immagini, come vede la nostra trevigianità in tela. È un grande valore che questo artista ha e il quale auguro veramente a Vittorio un grande successo, che oltre a queste 100 mostre che ha rappresentato per il nostro territorio è un ambasciatore delle bellezze della nostra trevigianità. Un augurio e un bocca al lupo veramente.